Ragazzi, ci siamo arrivati, abbiamo fatto 12 ore di treno per voi e siamo arrivati finalmente nel tempio della musica italiana, Ariston. Guardate qua che colpo d'occhio favoloso, là dentro nell'OVS i nostri blasonati amici di RTL 105. E allora ragazzi, adesso noi cerchiamo di intervistare un sacco di gente. Vi diciamo solamente che qua a Sanremo c'è una temperatura eccezionale, abbiamo trovato vento, pioggia, neve, di tutto di più, ma qua ci sono 15 gradi caldi. Da noi di gente, per voi, dal bellissimo posto di Sanremo, l'Ariston. Momento di brivido, ragazzi, ma onestamente voi, ma quanti anni avete? Quanti anni abbiamo? Sì, perché vi vestite ancora così? Veramente noi siamo dei cloni. Ah sì? Io ho 10 anni, lui ne ha 11, solo che con la crescita accelerata in esattamente 7 anni ne compiamo il triplo. Ok, ragazzi, guardate cosa si deve fare per Sanremo, poi dite che siamo scoppiati noi, anche loro. Allora, secondo voi sta cercando di fotografare chi? Un cantante famoso? No, sta cercando di fotografare gli scoppiati. Sì, sono bravi almeno. Di verità. Si fanno fotografare loro. Sì. Oh, ma se la tirano sti cantanti, eh? Ma non ne ho visti tanti in giro. Ma io ho beccato Ren che è stato abbastanza gentile, gli altri un po' meno. È l'area di Sanremo, si montano tutti. E cazzo, lo faccio con volentieri. Ragazzi, sono Leandro Maggi di Telestense, di Gente Turno di Notte. Ho i miei fan che mi stanno facendo. Ragazzi, è un piacere stare con voi. Giuro che se divento famoso non me la tiro come loro, giuro. Ok. E rilascia interviste a tutti, a everybody. E poi a me piace farmi fotografare. Vai. Leandro Maggi e Blues Brothers. Possiamo dire al tuo marito che è molto più bello di lui? Allora lo mandiamo in onda per lei. Come si chiama suo marito? Alberto. Hugh Grant ha detto lei che è molto meglio di te. Walter Santillo di Radio 1, di Rai 1. Vai, mi devi dire. Mi devi dire, ciao collega, io mi sento gratificato. Ah, se ti dico ciao collega? Va bene, allora. Ciao collega, come stai? Io bene, tu la famiglia, tutto a posto, i figli? Tutto a posto, tutto bene, te tutto a posto? Ma insomma dai, quest'anno va bene, sì. Sai cosa? Ero qua con Hugh Grant prima, sta bene Hugh, eh? Adesso io vado perché Tina Turner mi sta aspettando al ristorante, abbiamo un tavolino per due. Tina, sai cosa c'ha? C'è. C'ha un alito pesante, ci fa morire. Però prima di mangiare non ce l'ha. Ciao, bene.